Quarta corsa, una prova per cavalli di 4 anni, vincitori da 15 a 50.000 euro in carriera. Sono in 5 dietro le ali dell'autostart, all'1 Figo Step Manuel Pistone, 2 Fiamma NP Antonio Di Nardo, 3 Fiamma BFC Alberto Garruto, 4 Fanale CR Vincenzo Luongo, 5 Fashion Cup Riccardo Pezzatini. Favorita netta Fiamma NP, 1,30 addirittura la sua quota, 3 per Fanale CR, macchina che prende velocità. Partiti. È veloce Fanale CR che prova a scavalcare Fiamma NP, la quale cerca di difendersi con l'ausilio della curva, si imbocca la prima piegata, Fiamma NP è in vantaggio, Fanale CR al suo esterno che insiste, ha sbagliato Figo Step, a contatto rimane Fashion Cup, poi alla retroguardia Fiamma BFC. 13,9 il lancio e Fiamma NP ha respinto il primo tentativo di Fanale CR, che è andato subito all'attacco a far spendere un parziale alla rivale, non è riuscito a passare, si accoda dopo 400 metri iniziali passati in 28,2. Al comando Fiamma NP nei confronti di Fanale CR in terza posizione c'è Fashion Cup che è avanti a Fiamma BFC, si ricongiunge Figo Step. Quintetto in fila indiana dopo 600 metri passati in 44, 15,8 la curva di sinistra, Fiamma NP viene sotto alle tribune guidando la fila indiana. Seconda posizione per Fanale CR, terza per Fashion Cup, quarta per Fiamma BFC, la quinta per Figo Step. 800 iniziali in 59,6, frazione in 15,5 sotto alle tribune. E Fanale CR si riaffaccia all'esterno di Fiamma NP, la quale ovviamente accelera in progressione perché marca le mosse del rivale, chilometro in 1, 15,1, con Fiamma NP in vantaggio, Fanale CR che prova a tornare al suo esterno, poi Fashion Cup, quindi Fiamma BFC, Figo Step, quando siamo a 400 dalla conclusione, riaccelera Fiamma NP, 14,5 di là, Fanale CR torna in scia sulla curva, poi Fashion Cup, quindi Fiamma BFC, non cambia nulla all'imbocco della dirittura d'arrivo se non che Fiamma NP sta cambiando marcia e guadagna terreno sugli avversari. Fiamma NP in chiarissimo vantaggio su Fanale CR, Fiamma NP che ripete l'ultima bella prestazione, vince convincendo al secondo Fanale CR, al terzo probabilmente Fiamma BFC. 1,58,1 per la vittoria di Fiamma NP. Antonio Di Nardo per il training di Ciro Di Nardo e i colori di Nicola Pisacane, tutto il team Pisacane con la figlia di Twister B e Zarcaia NP che raddoppia in fretta il successo ottenuto proprio sulla pista dell'Arcoveggio non più tardi di una decina di giorni fa. Al secondo è Fanale CR, al terzo Fiamma BFC.